Un'interessante iniziativa oggi che parla della figura dell'avvocato nell'ambito della nuova riforma Cartabia. La Camera Civile di Agrigento, che è aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili, ha voluto fortemente oggi la celebrazione di questo convegno che ha per titolo La riforma Cartabia, avvocato civilista al bivio, ordinario o semplificato, riti a confronto, peculiarità e criticità. Proprio perché vuole dare una giornata di studio, di approfondimento a tutti i colleghi a seguito di questa riforma Cartabia che ha un po' stravolto quella che era l'applicazione del rito che era il rito ordinario. Quindi oggi abbiamo anche questo nuovo rito, il rito semplificato, che praticamente tende a ridurre quindi i tempi del processo, visto che c'è questa necessità, questa esigenza di tutti, sia da parte degli addetti ai lavori e sia anche dai cittadini che vogliono quindi una giustizia certa e immediata. Quindi stiamo cercando quindi di capire quali potrebbero essere le possibili criticità e le peculiarità di questi nuovi riti, proprio per dare una migliore quindi servizio al cittadino, per ottenere sempre la tutela dei propri diritti. Grazie. È un'iniziativa interessante che prende spunto da questa riforma che ha creato non pochi problemi, non tanto interpretativi quanto pratici, a noi avvocati, e che con la Camera Civile di Agrigento, iniziando da questo convegno, vogliamo pian piano, come dire, risolvere, chiarire, cercare di soprattutto sotto l'aspetto pratico trovare degli spunti che all'operatore del diritto servono per poter svolgere l'attività professionale nel migliore dei modi, e d'altro canto poter anche i magistrati espletare la loro di attività senza nessuna problematica afferente a dubbi interpretativi. Per cui oggi noi iniziamo questo ciclo di convegni improntati su un approccio pratico e sulla partecipazione della platea di avvocati che all'esito di ogni relazione potranno intervenire per fare le domande del caso nella speranza di ricevere immediata risposta. Avvocato, oggi un interessante convegno organizzato qui al Tribunale dalla Camera Civile in merito al ruolo della nuova figura dell'avvocato nella riforma Cartabia. La riforma Vai. Cartabia è l'ennesima riforma del codice di procedura civile ed è stata fatta, deriva dal Covid, perché il Covid ha determinato problemi in tutto il mondo e quindi per poter ottenere i finanziamenti da parte della Comunità Europea si è dovuto intervenire in 6 settori. Uno dei 6 settori è il settore giustizia, perché la Comunità Europea lamenta che il nostro processo è lento sia in civile che in penale, da lì la riforma Cartabia. Questa riforma si distingue dalle altre riforme perché oltre a riformare il codice, finalmente anche dovrebbe dare dei finanziamenti al settore giustizia, anche per l'introduzione dell'ufficio del processo. Noi in Italia, come operatori di giustizia, abbiamo sempre contestato, e io continuo a contestare, che per arrivare ad un processo più celere
sia necessaria una riforma. Questo non è assolutamente vero. Ogni riforma crea incertezza di diritto, crea problemi, crea una nuova giurisprudenza che si deve formare. Dunque, anche se in ogni riforma ci sono degli aspetti nuovi, per poter funzionare ogni settore e quindi anche il settore della giustizia, l'elemento principe è l'elemento economico. Non vorrei annoiare, perché le interviste vanno al pubblico e il pubblico della riforma Cartabia non se ne interessa. Ecco perché ho detto che se si vuole riformare la sanità, la scuola, il problema è dato dagli uomini e dai mezzi. Gli uomini e i mezzi significa il denaro, e quindi speriamo che alla giustizia confluisca quel denaro che sia necessario per avere cancellieri, impiegati, funzionari e maggiori numero di magistrati. Così desidero chiudere il mio intervento di immediata comprensione.